apposito di 500.000 lire. Grazie. Bene, signora. Puoi passare in amministrazione. Grazie. E ricordati che io sono sempre qui, per mio figlio. E tu ricordati che mi hai fatto solo un prestito. Venite, venite. Sì? Certo, ma prego, accomodatevi. Ma allora posso entrare? Ma certamente, ma cosa sono queste cerimonie? Grazie. Prego, sedete, sedete. Oramai Asdrubale vi conosce. Vabbè. Ma certo, gli ho parlato di voi. Sì? Avete parlato con il morto? Certo, come no? E il morto vi ascolta. E come no? La sera, io prima di coricarmi gli racconto tutti i fatti della giornata per sapere se lui è contento o no. A dir la verità, lui di voi è contento? Sa fa maronna. E poi, io desidero tanto che facciate amicizia con Asdrubale. Ha già fatto amicizia col morto? Sì, certo. E vabbè, questo Ma si guarda. fa per dire, perché, scusate, voi siete solo. Oh, e la sera, quando chiudete il negozio, voi potete venire qua. Ma venga a fare un tossato con il morto. Io 3-7 col morto, ma che dite? Voglio dire che possiamo fare 4 chiacchiere insieme, ci prendiamo un caffè tutti e due, e lui di là ci guarda e ci benedice. I cavaglie. E allora, volete vedere Apatacca? Quella sì. Quella d'oro di Asdrubale? Va bene, va bene, va bene. Mi ha dato 500.000 lire. 200 tenchirebbero con salvere. Va buono. 200 tenchi luce, gas e acqua. E cancellammo. Devo comprare da vestire a salto. E Salla si deve vestire. Sono tornato punto e da capo. Ma tu c'è una virgola e ricominciato da capo. Senza una risteva e senza una lire sto. Sei un impiegato stabile che la miseria. Che cazzi vuoi? Fumateci sopra. Grazie. Grazie, non mi c'è. Voi siete un'amica, accomodate, vi prendete qualche cosa. Grazie. Ah, ci voleva proprio questa sigaretta. Stai proprio inguaiata. Non me ne parlate. Tengo 2 miliardi di guai. E tu non ci pensare. Sta qui Don Vicienza pronto per dare una mano agli amici. Ecco. Facendogli fare lavori facili e redditizi. Grazie, Don Vicente. Ma non sono adatto a questi lavoretti. Ah, tu questo dici. Pensaci, se cambi idea, questo è il mio nuovo indirizzo. E ricordati, facili e redditizi. Va bene, Don Vicente. Adesso devo andare. Arrivederci. State buono, voglio. Grazie. Buongiorno, Nino. Ma che state nervoso? Ma che deve essere? Ci stanno certi clienti che ti fanno il manicomio. Ma come? Chi mi fa scavare 3 euro di posta? Perché volevo una cassa. Hai già visto la cassa? Eccola qua. No, non è questa. E che cassa volete? Voglio una cassa da morte per quando muore. Cosa piglia alla cazzo? O dicono che hai dei mani poi. Comunque, Lino, ti devo parlare un momento. Andiamo nel mio ufficio. A disposizione. Yeah. Tanto accorto mi scuola che non so che assicurato. Buongiorno. Saluta a Madama Piroletta, che Buongiorno. Scusa per te il disordine, Mario. Ma come? Prego. Non si capisce niente. Che si dice? Signor Christ, ho fatto l'elenco delle cambiali già scadute. Hai capito? Questa porta sempre buone notizie. E adesso cosa femo? Come al solito, mettela sotto a quelle altre. Vai, vai con Dio, vai. Ah, tenga per malauguria questa.
E allora Mario, dimmi, Sono stato da Daniela. a tu Daniela? Sì, mi ha prestato certi soldi. Boh, tutta giovane. Sono già finiti. Azzo! E come fai a finire a presto questi soldi? È mosso di nuovo a zero. E domani viene nata per padre di casa. Mario, tu lo sai, se desse i soldi ti desse. Ma tu vedi, questo ci ne cambia, ci ne riebete. È vero, lo giuro. La voce nella tempesta. Sono 5 mesi che non prendo lo stipendio. E perché non te ne vai? Voglio prima recuperare i mesgay. E allora non se ne va mai. Sono sempre sciupa femmina. Permetti una telefonata? Prego, prego, prego. Pronto, Don Vincenzo? Ai. Sì? Pronto? Signora Daniela? Sì, sono io. Sono Mr. Crisp. Oh, Mr. Christ. Ha qualche novità per me? Sì, c'è una novità, ma niente di grave. Niente di grave. Hanno arrestato Mario. Hanno arrestato Mario. E per quale motivo? E chi lo sa? Forse per uno sbaglio. E Sal? E Sal dove sta? Sal sta con me qui sotto la questura. Tra poco saliamo sopra. Vengo subito. Mi aspetti all'ingresso della questura. Così decideremo il da farsi. Al bar della questura. Grazie. Che è successo? Perché sta piangendo, Sal? Ho visto il padre che se lo portavano via ammanettato. Senti, Sal, devi stare tranquillo. Prestissimo rivedrai tuo padre. Darò subito l'incarico ai miei avvocati perché lo facciano uscire al più presto. Ti voglio contento, non così triste. Sarà stato un incidente di cui tuo padre non ha nessuna colpa. Lo tireremo subito fuori. Signor Linus, vi dispiace se porto il ragazzo a casa mia finché non ritorna il padre? Beh, veramente Mario vuole che sta con me. Vi prego, Don Linus, vi prego. E vabbè, tanto voi siete insistente. Ti va di venire qualche giorno a casa mia così diventiamo amici? E vai, salvate vai. Ma dovrei prima passare a prendere i libri. Qualche vestito. Soltanto i libri, perché io voglio regalarti un sacco di cose. Vi sono riconoscente, grazie, Don Linus. Buona fortuna. Vieni. Buongiorno, Don Lenù.
Domani tuo padre ritorna a casa e tu dovrai tornare con lui. Verrai a trovarmi qualche volta? Verrò ogni volta che lo vorrai, perché sono stato un sacco felice in questi giorni con te. E mi è sembrato di stare con la mia mamma, che non ho mai conosciuto. Sei un tesoro. Anzi, lo dirò anche a papà. Così sarà contento pure lui. No, a tuo padre non gli devi dire che ci vediamo. E perché? Perché potrebbe credere tante cose. Giusto. Semmai inviteremo anche lui qualche volta, no? Sì, certo. Staremo tutti insieme. Senti, Sal, prima che tu te ne vada, abbiamo pensato di farti un regalo. Spero che ti piacerà. Che cos'è, signora Daniela? È una sorpresa. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Proprio non capisco. Perché questo motorino? Sai benissimo che devi studiare e non pensare ai divertimenti. E poi te l'ho detto in 1000 modi, che ho paura, capisci? Paura che ti possa capitare qualche incidente. Papà, ti prego. Lo sai che studio. E poi sto sempre insieme ai miei amici col motorino. E non è mai successo niente. Ma perché questo rispetto? Papà, ma la signora Daniela è molto gentile con me. E poi è stata lei a pagare per farti uscire. Lo sai, no?
Comunque, non la dovrai più rivedere. E se la incontri, dille di lasciarti in pace. Anzi, di lasciarci in pace. E perché? Perché non voglio. E tu fai quello che ti dico. Basta! Non dovevi mai comprargli quel motorino. E poi anche se mi aiuti, nessuno ti autorizza a rivederlo. Ora basta. Sono la madre e ho tutti i diritti. Non hai nessun diritto su di lui. I tuoi diritti di madre li hai perduti 12 anni fa. Senti, mettiti seduto. Devo parlarti di lavoro. Ti interesserà. Ieri ho parlato di te con un mio amico impresario. Tieni, chiamalo, ti farà lavorare. Lo faccio solo per mio figlio. Arrivederci. Arrivederci. Signore e signori, Mario Esposito. Il tuo corpo stasera più caldo non è. Hai bagnato di pianto il cuscino perché più te passa e più fredda ti sento per me. Nato amore tu forse trovato per te. O disprezzo mi guardo e poi scappi da me. Ma che fai? Ti rivesti e ha ragione qual è? Con asprezza mi dici, va corri al caffè. Là c'è un'altra cretina che amore per te. Annabella, questa scena è gelosia, tu non sai, ma vita mia, quanta gioia era da me. Annabella, non esiste un d'amore più sincero per sto cuore che mi fa cambiare. Annabella, quella donna che tu pensi è la moglie di un amico che sta a capo villeggiare. Tu sia la luce più do sole, tu sia la musica do mare, tu sia l'aria che respira. Non esiste un corpo mondo da femmina più bella che mi dà felicità. I tuoi occhi stasera hanno pianto per me. E sta bocca carnale non si stanca di passare. Questo amore geloso che un fuoco mi dà. E ti voglio così tutta la vita per me. Annabella, Annabella, non esiste un amore più sincero per sto cuore che mi fa cambiare e morire. Tu sia la luce più do sole, tu sia la musica do mare, tu sia l'aria che respira. Non esiste un corpo mondo da femmina più bella che mi dà felicità.
Tranquillo. Penso che con il successo di questa sera, senz'altro la direzione ti rinnoverà il contratto. Spero che sia veri. Ne ho tanto bisogno. Ho proprio bisogno di lavorare. Brindiamo al rinnovo del contratto. Grazie. Evviva. E al tuo successo. Buonasera. Che la servo, signora? Ah, qualcosa di Bene, fresco. signora. Buonasera, gran direttore. Buonasera. Mi piacerebbe sentire ancora qualche canzone di Mario Esposito. Adesso lo chiama e così le chiede direttamente a Ah, lui. grazie. Mario, Mi dica, signor direttore. la signorina vorrebbe sentire qualche tua canzone. Buonasera. Buonasera, io sono Paola. Ed io Mario. L'ho fatta chiamare perché vorrei ancora sentire delle canzoni che dicono di tanto amore. A guardarla sembrerebbe che lei amasse rock, cia. a te, siccome un angelo, ma se mi dolce, dimmi che mi va bene pure tu. E ci si stata non mi importa niente, a me basta soltanto che mi ami, non me ne importa tu passata tu, te voglio come sì. Io che son stato sempre un rubacuori, amante della vita e dell'amore, ma son prigioniere che st'amore e son malate te. Vita mia, dimmi che sei da mia, ora si è che fai non stai a niente, da stringi in sti braccia e t'ha nasciuto una faccia per non ti voglio guardare. E gli si stata non mi importa niente, a me basta soltanto che mi ami, non me ne importa tu passata tu, la voglio come sia. Ricominciamo insieme un'altra vita, nessuna donna più saprei amare, se solo tu hai ragione di sto amore, io voglio solo a te. Io chiudo a stregna e chiudo voglio bene,
Io chiudo vasa e chiudo senta mia. Tu giura che sei tu l'unica amore, non mi fa più soffrire.